Omicidio colposo e omessa vigilanza sono questi i reati che la Procura di Napoli contesta alla coppia che abita nell'appartamento dal quale domenica scorsa è precipitata la statuina che ha ferito a morte la padovana Chiara Iaconis. Questa mattina la perquisizione in casa da parte dei poliziotti della squadra mobile partenopea che hanno sequestrato PC e cellulari della coppia, due professionisti senza precedenti che al momento della tragedia erano in casa con i figli piccoli. Nell'abitazione erano presenti inoltre anche altri souvenir di viaggio. Non si esclude che sia stato un bambino a lanciare accidentalmente la statua raffigurante una divinità egizia. Questo è quello che vuole chiarire la procura. Secondo le testimonianze raccolte, già in altre occasioni erano caduti dall'abitazione coinvolta nella vicenda vari oggetti che però fino a domenica non avevano mai determinato gravi conseguenze. La coppia indagata ha negato che l'oggetto precipitato sia loro e si è detta profondamente addolorata per quanto accaduto a Chiara Iaconis. La procura partenopea ha inoltre acquisito il video registrato dalla telecamera di sorveglianza di un B&B della zona che riprende il momento in cui Chiara viene colpita e ha avviato un'indagine sulla diffusione. Il papà della giovane ha chiesto che le immagini vengano rimosse dal web perché troppo strazianti e dolorose da vedere. Ieri sera inoltre l'abbraccio dei quartieri spagnoli alla famiglia di Chiara, in centinaia hanno preso parte alla fiaccolata e hanno chiesto scusa al papà della trentenne presente alla fiaccolata insieme alla sorella di Chiara. Più volte si è levato l'urlo "Chiara, perdonaci". A Padova intanto si attende di conoscere la data dei funerali che si celebreranno dopo che la procura darà il nulla osta alla restituzione della salma. L'addio forse già la settimana prossima nella chiesa della Madonna Incoronata, anche se la famiglia non esclude una chiesa più grande vista l'enorme partecipazione della gente al loro dolore. Anche il sindaco di Padova Sergio Giordani ha sentito personalmente la famiglia di Chiara. Io sono rimasto colpito, ho cercato di parlare anche con il padre che conosco bene, proprio è stato aperto, ho fatto un telegramma perché è una cosa del genere mi ha lasciato basito, veramente. Una ragazza di 30 anni che in maniera casuale casca cosa in testa, una città che ha vinto, è stata premiata, brava ragazza, va a fare un giro, è incredibile. Per cui la fatalità e il destino penso non sia niente da fare, sono veramente provato su tutti gli aspetti, sono un genitore, sono un nonno, per cui pensare a una cosa del genere che capiti è scioccante.